Oltre 400 utenze di energia elettrica e gas attivate all'insaputa dei clienti che si vedevano arrivare a casa la bolletta di un contratto mai sottoscritto. Truffa aggravata e sostituzione di persona sono i reati contestati a due giovani promoter, un 25enne veneziano ed un 30enne trevigiano. Le indagini della Guardia di Finanza di Treviso sono partite da un esposto della stessa azienda che aveva affidato ai due agenti l'incarico di proporre ai clienti tariffe concorrenziali per la fornitura di luce e gas. I due però con vari raggiri riuscivano ad ottenere i dati della persona ed il numero del contatore, stipulando contratti sui quali apponevano la firma falsificata della vittima. Stiamo parlando di oltre 250 vittime che più o meno no, residenti nel Veneto prevalentemente, ma anche in Emilia Romagna, anche nel Lazio e anche in Friuli. Sono oltre 400 i contratti di fornitura individuati e illecitamente sottoscritti e oltre 35.000 euro è stato individuato il profitto illecito tratto dai due soggetti. Per ogni contratto i due promoter ricevevano dall'azienda, ignara della truffa, 80 euro di provvigione. Una delle tecniche più utilizzate dai due truffatori era quella di presentarsi, soprattutto a persone anziane, come tecnici dell'Enel e chiedere di poter vedere una delle ultime bollette dalle quali ricavavano i dati per il nuovo contratto. I due promoter sono stati denunciati.